Il valore dei significati di leadership e genere è una visione del mondo e del futuro con il contributo delle professionalità femminili. E questo è lo spirito che anima anche quest'anno il SOR Optimist International d'Italia, che per questo offre la possibilità a giovani donne selezionate dai club del SOR Optimist di partecipare gratuitamente alla prestigiosa opportunità di un corso di formazione di 3 giorni realizzato dall'Università Bocconi di Milano. Lo ha reso noto la presidente del SOR Optimist di Agrigento, Olga Milano, che per questo sottolinea le grandi potenzialità dell'iniziativa, sollecitando le giovani laureate agrigentine in possesso dei requisiti richiesti a presentare al Club di Agrigento la propria candidatura. L'attività formativa dal titolo Leadership e genere per una leadership responsabile e inclusiva si rivolge infatti a giovani donne di età massima 28 anni in possesso di laurea specialistica o magistrale e di buona conoscenza della lingua inglese, residenti o domiciliati o abitualmente dimoranti, anche se fuori sede per motivi di studio, negli ambiti territoriali in cui operano i club del SOR Optimist Italia. Al corso potrà accedere un totale di 157 candidate, pari al numero dei club territoriali, e per aderire alle selezioni le candidate dovranno compilare l'apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it sezione bandi e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio 2021 alla sede del SOR Optimist o all'indirizzo della presidente del SOR Optimist Club presente sul territorio corrispondente alla residenza o domicilio della candidata. Le istanze di partecipazione saranno valutate da due commissioni appositamente costituite, la commissione territoriale e quella nazionale. Il corso si articolerà, come detto, in 3 giornate di formazione realizzate in 3 cicli che si terranno presso la Bocconi di Milano. La SDA Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti al corso.